L'assalto alla filiale della Volksbank di Belvedere di Tezze sul Brenta è avvenuto stanotte intorno alle 3. Sconosciuti sono riusciti a forzare la porta d'ingresso, a penetrare all'interno dell'istituto bancario e a rubare la macchina che contiene il denaro contante. Il colpo è stato messo a segno in pochissimi minuti. Le porte sono state forzate, i malviventi sono riusciti ad entrare nella filiale, a prendere e caricare l'apparecchiatura conta denaro usata dai cassieri per introdurre il contante. L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono arrivati in brevissimo tempo i carabinieri, ma i ladri erano già riusciti a fuggire dileguandosi nel buio della notte. La radiomobile è intervenuta subito questa notte, è arrivata subito poco dopo, insomma, che questi se ne sono andati via. Mi ha detto anche che sono stati velocissimi nel fare l'operazione. Le indagini dei militari dell'Armas sono in corso. Fondamentali per l'identificazione dei responsabili saranno le immagini del sistema di videosorveglianza della banca, ma sono state raccolte dagli inquirenti anche le registrazioni di altre telecamere presenti nella zona. Questa mattina la filiale è rimasta chiusa al pubblico. Al lavoro gli operai per ripristinare le porte danneggiate, mentre gli impiegati dell'istituto bancario erano impegnati nelle operazioni di ripristino della normale operatività degli sportelli e nella quantificazione del bottino. Intanto cresce la preoccupazione dei cittadini di Tezze, visti anche i numerosi furti e i danni di abitazioni messi a segno in zona nell'ultimo periodo. La preoccupazione c'è e ho chiesto al comando dei carabinieri della nostra stazione di intensificare i controlli. Mi hanno promesso che faranno il possibile, ovviamente con i limiti che hanno del loro personale, e noi faremo altrettanto durante l'orario di servizio della nostra polizia locale.